Sandro Futsal Frentauto, e qui inauguriamo la parentesi relativa al campionato amatori CSI Lanciano Ottona, che è giocata la 37esima giornata di ritorno. In questa gara la squadra di Lanciano del Frentauto ha avuto la meglio per 3-0, secondo gol tra l'altro dell'amico Pio Fiore di Vincenzo, altro tecnico vincente che mi sembra Salvatore conosce bene, uno che quando vince i campionati poi viene come il Petrella, viene esonerato oppure deve lasciare, quindi non è solo Petrella ma anche Pio Fiore di Vincenzo, che almeno si diverte nel campionato amatori. I risultati, dicevo: 2M Cosmo Celtic Amatori Ortona 3-0, Amatori Atessa Amatori Rocca San Giovanni 2-1, Amatori Calcio Club Lanciano Amatori Lama dei Peligni non disputata, così come Stinotti Carapino Amatori Santa Liberata, Virtus Frentana Agorato Rino di Sangro 3-0, Real Lanciano Amatori Tornareccio 3-2, Mini Bar Amatori Villa Scorciosa 3-0, Bar Costa Rica Casolana 1-3, Costa Cesaro Star Amatori Calcio Lanciano 2-3, Sandro Futsal Frentato Lanciano 0-1. Prima della classifica andiamo a darvi la classifica per play. Al comando la VM Cosmo Celtic con 24 punti, l'Amatori Atessa segue a 20, Bar Costa Rica 17, Amatori Calcio Club Lanciano 13,8. Per quanto riguarda la Coppa Disciplina, Amatori Atessa comanda con 10 punti, poi Amatori Tornareccio 10,4, Costa Cesaro Star 13,6 e Bar Costa Rica 14. La classifica generale invece, che è quella che poi conta di più: la 2M Cosmo Celtic a 85 punti, Frentauto Lanciano 73, Amatori Calcio Club Lanciano 67, Amatori Santa Liberata 65. La classifica dei marcatori: 37 gol per Carmine Donofrio del 2M Cosmo Celtic, 35 reti per il sempre valido Mario Menna, ex Lanciano, attaccante dell'Amatori Calcio Lanciano, 28 reti per Rocco Rella dell'Amatori Calcio Club Lanciano, 22 per Riccardo Nerone Orei, che diceva qualche anno fa attaccante dell'Amatori Calcio Lanciano, insieme a lui Antonio Marchetti dell'Amatori Tornareccio. Infine con 21 gol, almeno per le posizioni di vertice, Antonio Giusti proprio del Frentauto Lanciano. Questo è il gol di Pio Fiore di Vincenzo, con il quale abbiamo chiuso le immagini relative a questa gara. Adesso abbiamo qualche minuto